Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87. Mamma, se arrivano questi due usciamo pazzi tutti quanti. Volete sapere chi sono questi due? Classe 91, viene dal Real Madrid, esterno offensivo, Lucas Vázquez. Un giocatore interessante, un giocatore che sa saltare l'uomo, un giocatore che è molto veloce, un po' leggerino, però ragazzi, è un giocatore che viene dal Real Madrid, ma questo ragazzi è un giocatore che secondo me è da Napoli. È un giocatore che se il Napoli lo prende veramente usciamo pazzi. Allora ragazzi, questo giocatore qui attualmente fa la riserva al Real Madrid. L'abbiamo capito, però il Napoli dal Real Madrid ha preso Callejon che era riserva, Albiol che era riserva, Higuaín sì, si alternava molto di più con Benzema, però comunque era una riserva. Lucas Vázquez ha trovato poco spazio proprio perché il Real Madrid ha Asensio, poi ha Vinicius, poi ha Hazard, cioè poi ha Benzema. C'è una caterva di giocatori offensivi lì avanti che Vázquez ha trovato poco spazio. Il Napoli è lì interessato. Sappiamo che Napoli e Real Madrid hanno ottimi rapporti e il Napoli potrebbe acquistarlo il giocatore. Infatti Giunto li sta trattando, sta parlando con la società, si stanno parlando Napoli e Real Madrid. Vediamo se il Napoli riesce a fare questo acquisto. Dai 15 ai 20 milioni costa il cartellino di Lucas Vázquez. Se lo prendiamo veramente sarebbe un colpaccio, lo ritengo un colpaccio. Non è un top player, ma sicuramente un giocatore interessante. Per chi l'ha visto giocare, io l'ho visto giocare quando è stato chiamato in causa, perché ovviamente, ve lo ripeto, non è un titolare, ha impressionato, l'ho visto palla al piede, è veramente interessante. Parliamo del secondo nome, classe 93, Jordan Veretout. Ve lo ricordate alla Fiorentina, dove ha fatto le migliori stagioni in Italia proprio con la maglia viola. Il Napoli era già da un pochino che era su Veretout, però alla fine è stato soffiato dalla Roma che aveva più bisogno del Napoli di andare a prendere questo giocatore. In quel momento lì il Napoli non gli serviva un regista, mentre la Roma aveva bisogno proprio di un regista, che poi ne sono arrivati due. Sappiamo di Avarà dal Napoli, è lo stesso Veretout. Veretout alla Roma invece non è stato lo stesso di quello che è stato alla Fiorentina. Un giocatore però ragazzi che nonostante si sia infortunato spesso nella Roma, alla Fiorentina l'abbiamo visto di cosa è capace, un giocatore che ha una ottima visione di gioco, può giocare regista, può fare il mediano avanti la difesa, può fare ala di centrocampo, cioè ragazzi un giocatore che farebbe molto bene a Napoli, diciamo un jolly perché lo puoi fare giocare ala di centrocampo ma anche regista e tu potresti alternarlo con Demme, con lo stesso Fabian Ruiz e con lo stesso Zielinski, nonostante c'hai anche Elmas in panchina. Andresti a fare un bel pacchetto centrocampisti perché poi pensate che Alan parte, perché se arriva Veretout, Alan parte, è vero, però ti fai comunque un bel centrocampo e dall'altra parte ti prendi anche l'esterno con i soldi di Alan. Capiamoci un attimo, perché qui con 30 milioni ti andresti a prendere Vázquez, ma anche Veretout, se non sono 30 sono 35. Allan almeno 40-50 lo vendi. Due colpacci secondo me, due colpi da Napoli. Non so chi li nome che acquistiamo a Melenna, a Zamuna, cioè devo rifare un attimo questi nomi e merda. Lobotka dai, voglio, Lobotka non si può sentire. Cioè, vuoi mettere uno come Veretout al posto di Lobotka? Cioè ti cambia proprio tutto. Un giocatore che sa tirare i rigori, che sa segnare, ha un bel tiro da fuori area. Un giocatore che si va a completare nel Napoli. Vogliamo parlare poi di Vázquez, perché Vázquez non è solo un attaccante offensivo, diciamo un esterno offensivo, può giocare anche ala di centrocampo e anche lui potrebbe essere un altro centrocampista in più. In mancanza di un giocatore per infortunio, espulsione, ammonizione, c'è anche Vázquez. Sono due giocatori jolly e i jolly fanno sempre bene. Poi da dove provengono è importante, cioè uno viene dalla Roma e un altro dal Real Madrid. Non so i primi pingo pallini che arrivano, tipo Lobotka dal Celta Vigo, e mi pare sparso in mezzo campo, non sapevo nemmeno che da fa. Questo è, voglio. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate tanti mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, vedete voi, ovvero tu, se mi lasci l'iscrizione al canale. Ma buona serata a tutti amici, da Napoliello 87, forza Naples!